Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta nella concessionaria di auto al villaggio Mosè, la procura di Agrigento ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di 3 indagati. Si tratta del fratello della vittima, Angelo Di Falco, e di altre 2 persone, Calogero Zarbo, 41 anni, e Domenico Avanzato, 40 anni, che si trovavano in compagnia di Roberto Di Falco, il 38enne deceduto ieri pomeriggio in seguito ad un colpo di pistola all'addome. Il provvedimento è firmato dal procuratore capo Giovanni Di Leo ed è stato eseguito dai poliziotti della squadra mobile. I 3 indagati sono assistiti dall'avvocato Santo Lucia. Lunedì si svolgerà l'udienza di convalida del fermo. I 3 sono stati trasferiti nel carcere Pasquale Di Lorenzo ad Agrigento. I 4 sono recati ad Agrigento, al villaggio Mosè, nei pressi della chiesa di Santa Rosa, e sono entrati nel parcheggio esterno alla concessionaria d'automobili nuove e usate LZ Auto per Passione dell'agrigentino Lillo Zambuto. I Di Falco avrebbero discusso animatamente con Zambuto nel parcheggio su controversie legate alla compravendita di auto. L'alterco è degenerato in rissa e ad un tratto un colpo di pistola ha ferito gravemente Roberto Di Falco all'addome. È stato condotto in ospedale al San Giovanni di Dio, dove il palmese è morto poco dopo l'ingresso al pronto soccorso. Le indagini proseguono ancora. Gli investigatori avrebbero ascoltato alcuni testimoni e altri commercianti di automobili gravitanti tra Agrigento e Palma di Montechiaro. Al setaccio anche eventuali video di telecamere di sorveglianza nella zona. A terra è stato trovato il bossolo dell'unico colpo esploso, nessuna traccia invece della pistola. Telefoni, computer portatili, social network e relazioni interpersonali. Si muove in questa direzione l'indagine sulla strage di Altavilla. Al centro di tutto c'è sempre meno Giovanni Barreca, il padre assassino, e sempre di più la figlia 17enne e la coppia di amici di famiglia arrestati per aver avuto un ruolo negli esorcismi fatali. La domanda che gli investigatori si pongono è: quale è questo ruolo? La coppia, che nega la responsabilità pur ammettendo di essere stata in quella casa, è legata a un gruppo di preghiera sul quale si indaga, ma più le indagini proseguono, più emerge il ruolo di carandente all'interno della comunità religiosa o parareligiosa. Una cosa da chiarire è anche il rapporto fra il gruppo, la coppia e la giovane figlia di Barreca superstite. Mentre Barreca, il padre reo confesso, appare in continuo delirio mistico, una cosa definita anomala dagli esperti che considerano questi deliri descritti in letteratura medica come ricorrenti ma non perduranti nel tempo, gli altri indagati sono lucidi, per quanto la ragazza insista sull'aver dovuto fare quel che ha fatto, aver dovuto vedere ciò a cui ha assistito. La preoccupazione degli inquirenti è quella di scartare l'esistenza di una vera e propria setta che potrebbe reiterare reati del genere o, se invece esiste, risalire ai suoi membri e prevenire altri esorcismi fatali di questo tipo. Una preoccupazione serpeggiante anche nell'ordinanza del GIP, che scrive chiaramente, nel disporre la custodia cautelare in carcere, che la convinzione di Barreca e i suoi complici è talmente persistente da esserci il rischio di reiterazione del reato. Sono previsioni da pieno inverno. Da domani sono in arrivo temporali, grandinate e burrasche. Un'ondata di maltempo che investirà gran parte della Sicilia. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per le province di Palermo, Messina, Agrigento, Catania, Ragusa e Siracusa. Livello giallo solo per la provincia di Trapani. Un bollettino che significa piogge intense, venti forti e mareggiate sotto costa. Dopo mesi d'inverno con temperature ben al di sopra della media stagionale, arriva il colpo di coda del freddo, che dovrebbe durare alcuni giorni. La tendenza per le giornate di lunedì e martedì: si prevede un temporaneo miglioramento, rimonta la pressione e anche le temperature sono previste aumentare. Per quanto concerne però la serata di martedì, un nuovo peggioramento si prospetta e questo determinerà poi tempo perturbato, in particolare per le giornate di mercoledì e giovedì. Brutta sorpresa per i turisti che in Sicilia facevano il bagno a mare a Capodanno. I tanti che invocavano la pioggia contro la temuta siccità tirano invece un sospiro di sollievo, anche se è ancora presto per capire se l'acqua dei prossimi giorni basterà a riempire gli invasi per l'estate.
Dalla sicurezza negli ospedali, dopo la brutale aggressione al primario dell'ospedale Cervello, a quella nelle strade con una fitta sassaiola ai danni di alcuni vigili urbani che stavano multando alcune auto in doppia fila, e poi l'aggressione a rider stranieri. Sono ancora giorni caldi sul tema sicurezza a Palermo, episodi su episodi, ma sui riflettori dell'amministrazione comunale c'è anche la situazione che riguarda il quartiere di Ballarò, con il sindaco La Galla che ha intenzione di riproporre un modello già sperimentato in altre zone del centro e in alcune borgate, una sorta di task force. Ma preoccupa anche la sicurezza sulle strade, l'aggressione ai rider stranieri, 5 nelle ultime settimane. Nei confronti di un ragazzo pakistano, prima gli hanno scagliato addosso delle bottiglie di vetro, gliele hanno spaccate in testa facendolo cadere dalla bicicletta, poi quando era a terra l'hanno preso a calci e pugni sul volto, alle braccia, dritto allo stomaco. Un'aggressione violentissima. Il vulcano si muove tantissimo e si muove sempre, si muove da tutte le parti chiaramente, anche non sul fianco orientale. Ebbene sì, anche il gigante non riesce a stare fermo, uno scivolamento del fianco orientale di 2-3 centimetri l'anno. Adesso arriva la prova che il movimento continua anche sotto il livello del mare, arrivando almeno a 20 km dalla riva e a 1200 metri di profondità. Queste le misure raccolte da una missione navale appena conclusa. A bordo della Geomar 25 scienziati, quasi tutti tedeschi, tranne un italiano, il vulcanologo degli NGV, che ha appena rimesso piede a terra. Dobbiamo immaginare l'intero fianco orientale dell'Etna come un cassetto di un mobile che si apre, che scorre verso lo Ionio. I due bordi laterali su cui questo movimento si esplica sono le due cerniere e sono la faglia di Aci Trezza da un lato e la faglia della Pernicana fino a Fondachello dall'altro lato. Poi questo cassetto in realtà è tutto rotto perché ci sono numerose altre faglie all'interno. Una notizia che mette un po' d'ansia a chi vive ai piedi del vulcano e lungo le faglie interessate. Non si tratta di un collasso del vulcano, cioè il vulcano non sta franando, collassando su se stesso. La preoccupazione è sacrosanta, ci deve essere, perché la preoccupazione è quella che ci consente poi di adottarne, dovrebbe essere così, le misure di sicurezza, impedendo la ricostruzione su quella faglia che inevitabilmente prima o poi nei prossimi decenni lo rifarà, si risuccederà. A generare lo scivolamento si presume che sia un sistema di eruzioni e faglie che si influenzano a vicenda. È il problema dell'uovo della gallina, cosa nasce prima? Il movimento del fianco che facilita la risalita del magma o il magma che spinge il fianco e lo fa muovere? Per rispondere a queste e a tante altre domande, per 13 giorni gli scienziati hanno studiato e raccolto campioni sottomarini come questi, su una nave che costa 40.000 euro al giorno. Chi finanzia questa ricerca? Il governo tedesco. È bello avere anche delle navi militari qui a Siracusa in rappresentanza e anche per i bambini, per far vedere questa realtà. Un fine settimana per scoprire 2 navi della Marina Militare. Orione e Borsini sono ormeggiate al Porto Grande di Siracusa. Il tempo è incerto, ma la voglia di venire qui vince. Nonostante il vento, lei ha portato i suoi nipotini qui. Sì, ma questi sono temerari, non lo temono il vento completamente. Ci piaceva andare a visitare la nave. 2 colossi, spesso invisibili dalla costa perché in alto mare. Le missioni per tutelare la nostra sicurezza e permettere anche che le merci arrivino nel nostro paese. Ho letto l'annuncio, ho visto che c'erano queste 2 navi e abbiamo deciso di venirle a visitare. Fondamentali per la nostra sicurezza a mare, non solo per quanto riguarda le attività che sono usualmente nella Marina Militare, ma anche per quello che è l'attività, come in questa nave, di ambientale, particolarmente cara a tutte le persone che amano il mare. Siamo nella plancia di comando. Tutto questo si governa da qui. Lunedì ritorneranno gli studenti per parlare di tutela dell'ambiente marino, una tematica importante. E quest'anno l'area marina protetta Plemmirio a Siracusa festeggia i 20 anni dalla fondazione.
Un intero paese in apprensione, le homepage dei social invase da foto di Federico e Chiara che campeggiano anche nelle prime pagine dei quotidiani. I principali TG nazionali mettono la notizia in primo piano, addirittura il terzo servizio del TG1, siti in tilt alla notizia di nuove dichiarazioni da parte di lei. Guerre finanziarie, politica interna, manganellata agli studenti. In Italia non ci sono più problemi. Tutto viene dopo la notizia del momento, la presunta separazione di Chiara Ferragni e Fedez. La più popolare coppia social d'Italia, che proprio in Sicilia aveva detto sì a Noto, lanciando il loro brand i Ferragnez, crasi dei cognomi, e a Palermo aveva festeggiato il compleanno di lei, adesso dovrà forse cambiare tutto il merchandising, da Ferragnez a Ferragnex. L'ironia è d'obbligo e in una situazione del genere tale dovrebbe rimanere il livello di discussione, ma in un paese in cui spiare le vite degli altri rimane uno dei giochi preferiti e gioire dei dolori altrui fa sentire meno sfigati, della serie anche i ricchi piangono, il crollo dell'impero economico e familiare di due giovani celebrities catalizza l'attenzione pubblica e monopolizza gli spazi di informazione che si preoccupano di dare opinioni sulle notizie irrilevanti di un presunto divorzio. Il Pandoro Gate e i problemi giudiziari della Ferragni rimangono concretamente l'unica notizia di cui ci si dovrebbe occupare, perché quella sì potrebbe riguardare l'intero pubblico che segue l'influencer e che potrebbe essere stato manipolato. Ma la coppia d'oro ha già fatto partire la propria controcampagna mediatica. L'obiettivo? Difendere il patrimonio? Proteggere i figli? No, salvare la faccia, anzi la reputation. Oggi ci è mancata quella personalità in più di buttare fuori quello che avevamo dentro, di magari giocare tutta la partita come il secondo tempo, ma penso che le qualità le abbiamo, la personalità ce l'abbiamo dimostrato sia in casa che fuori. Ci resta solo pensare che dobbiamo lavorare di più, fare quel metro in più e continuare a essere squadra come lo siamo da quando sono arrivato. Penso che ho trovato una squadra che dei bravissimi ragazzi, ma soprattutto dei bravissimi giocatori. La Cremonese è nervosa, Vasquez di più, il Palermo sfiora nel girandola dei cambi, l'occasione migliore è sui piedi di Traoré che sfiora il gran gol. Finisce però 2-2, non succede più nulla, quel che poteva essere e che invece non è stato. Messina mai vincente contro il Picerno, prossimo avversario al Francoscoglio. Basterebbe questo per dare curiosità e interesse alla sfida con i lucani, ma non finisce qui perché la partita si arricchisce di altri temi più importanti. Il Picerno è la vice capolista che, nonostante un punto nelle ultime 2 gare, è ancora in corsa per la vetta, distante 6 lunghezze. Il Messina, dopo 6 risultati utili di fila e la sconfitta di Giuliano, è chiamato ad un esame complicato per avvicinarsi alla salvezza diretta, con un vantaggio che nell'ultimo turno si è ridotto da 10 a 7 punti. Secondo i numeri più vicina alla zona playoff, ma la squadra giallorossa preferisce pensare all'obiettivo stagionale, come confermato dal terzino Giuseppe Salvo. Il Messina è pronto a reagire a questa sconfitta e a dare il massimo per cercare di raggiungere prima la salvezza e poi pensare ad altro. Nei 5 precedenti, tra casa e fuori, il Messina ha raccolto soltanto 3 pareggi, 1 nella gara d'andata e 2 sconfitte, l'ultima la scorsa stagione in Sicilia. Modica ritrova Salvo e Ragusa rispettivamente dopo 3 e una giornata di squalifica, conferma il 4-2-3-1 e prepara novità in attacco.